Rubinetti a secco in molte zone del Cosentino, situazione sempre più grave, cittadini esasperati. Meno della metà dei comuni calabresi dice sì agli SPRAR. Il piano del ministro Minniti non convince appieno il territorio, una scelta non facile per i primi cittadini. Incidente mortale a Bisignano, a perdere la vita un giovane di 17 anni. Lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato con un'auto. Da 3 mesi, senza indennità e tirocinanti esasperati, la protesta dei lavoratori ex mobilità in deroga in servizio a Rosarno. La provincia di Catanzaro approva il bilancio di previsione, 10 milioni di euro per la manutenzione di strade e scuole. Si è insediato il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri a Cosenza, Pietro Sutera, che subentra al colonnello Ottaviani. Saremo costruttori di legalità, ha detto. Buonasera dalla redazione TG10, dunque in apertura torniamo a occuparci della grave crisi idrica che interessa tutto il territorio regionale, situazione sempre più difficile nel Cosentino, rubinetti a secco e cittadini esasperati. Anna Franchino, sentiamo. L'acqua bene sempre più prezioso, ne sanno qualcosa i cittadini di Cosenza e provincia che sono costretti a far fronte ad una vera e propria emergenza idrica da qualche mese a questa parte. La grande sete dunque non è destinata a disperdersi con l'arrivo dell'autunno, anzi i prossimi mesi metteranno a dura prova la pazienza di cittadini di intere aree. A Rende ad esempio sono giorni che lamentano la mancanza del prezioso liquido in alcuni quartieri della città e dopo il servizio andato in onda nei nostri TG di ieri l'amministratore delegato di Acque Potabili Alessandro Tenuta ha voluto fare dei chiarimenti. Il discorso della telefonata è il fatto che noi non risponderemo al telefono. Quel numero fatto è un numero d'ufficio che risponde ai tecnici che generalmente durante il giorno sono in giro sul territorio. Il numero da fare per segnalazione, guasti, fughe, di servizi vari è il numero vecchio che è 800 966 130. Questo è un servizio attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Tutte le telefonate sono registrate, tutto quello che avviene dopo la telefonata è tracciato, quindi la segnalazione lì ha un senso. La telefonata ha sicuramente una risposta, magari può avere qualche tempo d'attesa quando ci sono momenti particolari, però sicuramente ha una risposta. Il problema della distribuzione nei territori sta gettando nello sconforto intere famiglie con anziani e bambini fra i più penalizzati. L'assessore all'ambiente di Rende, Domenico Zicarelli, però dice che il comune sta lavorando per fronteggiare l'emergenza. Non c'è acqua e si sta provvedendo in questi giorni a fare sulla città di Rende, in modo particolare perché poi Acque Potabili c'è pure altri comuni, dividere la città a zone in modo da fare un calendario dove avvisare magari la cittadinanza i giorni e le ore che ogni quartiere avrà l'acqua, perché non migliorerà a breve la situazione. Sull'equilibrio nei flussi, ecco cosa dice l'assessore. Si sta adesso intervenendo sulla rete e si stanno scoprendo diverse anomalie, in modo particolare nell'area di Roges, dove più che condotte c'erano degli allacci, mi spiegavano i tecnici. Si sta valutando di fare un'ordinanza per chiudere le cisterne, perché così si riequilibra in modo naturale il sistema idrico qui a Rende. Secondo Acque Potabili però se la dobbiamo mandare da quartiere a quartiere e penso che a breve arriveremo purtroppo anche a questo tipo di distribuzione, sappiamo come fare e dove fare. Al momento la situazione è sempre critica perché l'acqua manca dalle sorgenti. Altro argomento: su 409 comuni in Calabria, meno della metà ha detto sì agli SPRAR, una scelta non facile per i primi cittadini. Sentiamo lo Salva Baldino. Cominciamo dalla provincia di Cosenza. Su 155 comuni in 38 hanno aderito al progetto SPRAR, il sistema nazionale di protezione per richiedenti asilo. 34 i comuni che hanno dato la disponibilità in provincia di Catanzaro, 17 a Crotone, 38 a Reggio Calabria, tra cui la città metropolitana e 18 a Vibo. Considerando che in Calabria i comuni sono 409, fatti i conti, emerge che il piano del ministro Minniti non convince appieno il territorio. Ma cosa vuol dire aderire allo SPRAR, che va sottolineato sarà finanziato al 95% dallo Stato? Significa, è stato sottolineato nel corso dell'incontro a Taverna del Catanzarese, porre un argine agli arrivi indiscriminati, una scelta che per i primi cittadini non è a cuor leggero. Chi dice sì, quali vantaggi? Arrivano delle economie
dovuti alla partecipazione al progetto degli enti pubblici, che vengono in grossa parte distribuiti alla popolazione attraverso i servizi che vengono resi ai migranti, quindi gli operatori, che sono gran parte dei territori in cui si sviluppa il progetto di accoglienza, gli affitti delle case soprattutto nei centri storici, rivitalizzazione di un tessuto economico, i negozi alimentari, l'artigianato, e poi ci sono i vantaggi sociali, le scuole che non chiudono, perché tante di queste famiglie hanno bambini che frequentano le nostre scuole, che frequentano i nostri asili. Quindi è una sorta di economia sociale che viene distribuita. Chi dice no? Quali svantaggi? Noi non siamo contrari all'accoglienza ed un'accoglienza così come prevista dal Ministero degli Interni attraverso gli SPRAR. Vogliamo che l'accoglienza sia un'accoglienza intelligente, inclusiva, non diciamo no all'accoglienza, diciamo no ad una imposizione. La cronaca giudiziaria, la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha emesso la sentenza di condanna nei confronti di Domenico e Giovanni Mezzatesta, ritenuti responsabili del duplice omicidio di Francesco Iannazio e Giovanni Vescio, avvenuto nel 2013 in un bar di Decollatura. Vediamo. 20 anni di reclusione ciascuno, questa è la pena inflitta dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro nella sentenza di condanna emessa per Domenico e Giovanni Mezzatesta, ritenuti responsabili del duplice omicidio di Francesco Iannazio e Giovanni Vescio, lametini di 29 e 36 anni, avvenuto nel 2013 in un bar di Decollatura. Padre e figlio, nei primi 2 gradi di giudizio, erano stati condannati all'ergastolo per il delitto, ripreso in tutta la sua efferatezza dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale, una vera e propria esecuzione avvenuta in presenza della barista, di una cliente e di altre persone. Nel giugno 2016 la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione aveva annullato l'ergastolo per i 2 Mezzatesta, escludendo la premeditazione, ed aveva rimesso gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro per la rideterminazione della pena. Oggi la sentenza. La Corte ha rimodulato la pena in 20 anni di reclusione per entrambi gli imputati. 2 Mezzatesta avrebbero ucciso Francesco Iannazio e Giovanni Vescio perché li ritenevano responsabili di alcune intimidazioni a scopo estorsivo ricevute in quel periodo. Il filmato è stato una delle prove della colpevolezza di entrambi. Le telecamere a circuito chiuso infatti ripresero tutta l'azione delittuosa. Le indagini portate avanti dai carabinieri permisero di individuare immediatamente i responsabili del delitto nei 2 Mezzatesta. Giovanni, oggi 43enne, fu arrestato il giorno dopo del delitto, nel corso della notte successiva, mentre il padre Domenico, 62enne, vigile urbano in pensione, si rese latitante. Latitanza finita il 14 ottobre 2014, 8 mesi dopo la condanna all'ergastolo in primo grado. A marzo 2015 la conferma della massima pena in appello, mentre nel giugno dell'anno dopo, in Cassazione, ai 2, difesi dall'avvocato Francesco Pagliuso, a sua volta ucciso alla Mezzia Terme il 9 agosto 2016, fu annullata la condanna con rinvio a nuovo processo. Da 3 mesi senza indennità, tirocinanti esasperati, la protesta dei lavoratori ex mobilità in deroga in servizio a Rosarno. Vediamo. Una protesta che si ripete senza sosta ormai da qualche tempo. A scadenza settimanale i 25 tirocinanti ex mobilità in deroga in servizio presso il comune di Rosarno reclamano i loro stipendi senza ricevere nessuna risposta se non blande rassicurazioni. Il mancato percepimento del loro salario sin dall'inizio del servizio ha fatto salire la tensione. I lavoratori impiegati dal 3 luglio infatti non hanno ricevuto ad oggi neppure una mensilità ammontante a circa 800 euro mensili. L'amministrazione comunale di Rosarno c'è stata e ci è vicina, dice uno di loro davanti al Palazzo Municipale, comprendendo appieno le nostre difficoltà, ma la responsabilità è da addebitare alla Regione Calabria, aggiunge, e alle massime istituzioni statali che, nonostante le promesse e le rassicurazioni, non solo non ha provveduto a corrisponderci quanto spettante, ma non ha dato risposte. Siamo qui sul chi va là perché non sappiamo niente, no da dove arrivano questi soldi, no chi ci deve pagare, non sappiamo niente. Facciamo il nostro dovere, è tutto, però nessuno viene qua a dirci i fatti stanno così, così e così, se ne fottono tutti. Quindi loro ce l'hanno i soldi, si vanno a divertire, la sua famiglia e tutto, e noi qua facciamo la fame. Perché noi siamo persone che abbiamo bisogno, se no non venivo qua io a lavorare, perché ho bisogno che ho 5 figli. Se a me è da 3 mesi che io sono qua e non mi pagano, come devo fare? Situazione comune a centinaia, migliaia di persone in Calabria. Vediamo invece il nostro diario di bordo.
La prima pagina spetta al comune di Lamezia che ha imboccato la strada pericolosa dello scioglimento. Ci risiamo, insomma, per la terza volta, un po' troppe. Certo nulla è deciso al momento, visto che si tratta solo della relazione della commissione d'accesso che ha proposto al Ministero di procedere perché ci sarebbero tutti gli estremi per l'atto traumatico. Da Lamezia a Siderno anche qui c'è grande attenzione, visto che la prefettura di Reggio ha disposto l'accesso agli atti inviando gli ispettori. Vedremo cosa accadrà. A Paola ci sono altri problemi e sono di natura economica, a tal punto che si rischia il dissesto, visto che ci sono oltre 2 milioni di debiti fuori bilancio ed occorrono 7 milioni per ulteriori passività. Un bel grattacapo per il neosindaco Perrotta, aria di festa a Rossano e Corigliano dopo il sì alla città unica che, secondo quanto sostiene il presidente della regione Oliverio, rappresenta il primo passo perché il progetto va riempito di contenuti. Brutte notizie per l'azienda sanitaria di Cosenza che dovrà pagare 15 milioni di euro per fatture insolute, concessi 60 giorni di tempo per avversare la somma dovuta ed evitare l'intervento del commissario ad acta. Finalmente chiusa la partita dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone? Parrebbe di sì, visto che ci sono due buone notizie: la Sagas che rinuncia al contenzioso davanti al Consiglio di Stato e che dal 1 dicembre si tornerà a volare per Milano, Roma, Bologna e Londra. Andiamo a Catanzaro adesso, dove la provincia ha approvato il bilancio di previsione per manutenzione di strade e scuole, in arrivo 10 milioni di euro. 10 milioni di euro per la manutenzione di strade e scuole. Con 8 voti favorevoli, 2 astenuti e un solo voto contrario, il Consiglio provinciale di Catanzaro ha approvato lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, che venerdì 3 novembre sarà sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci. Non era scontato raggiungere questo obiettivo, ha sottolineato il Presidente Bruno. Molte province infatti hanno difficoltà a chiudere i bilanci. Le dinamiche ormai finanziarie che stanno attraversando le province gli enti locali in genere, ma soprattutto le province italiane, sono sotto gli occhi di tutti per via della finanziaria 2015 e per via anche della legge del Rio, che ha sostanzialmente ridimensionato le deleghe e soprattutto decurtato i fondi che servivano appunto soprattutto a strade e scuole. Nonostante questo, quest'anno la provincia di Catanzaro ha messo su un bilancio che vede come posta di finanziamento circa 10 milioni di euro per strade e scuole. Paradossalmente proprio l'applicazione della legge del Rio, ha sottolineato ancora il Presidente Bruno, ha reso evidente come le province siano l'ente più funzionale per l'attuazione del sistema della sussidiarietà proprio per la vicinanza ai territori, e il bilancio di previsione consente di dare tranquillità ai cittadini che potranno continuare a fruire dei servizi prestati dalla provincia nelle funzioni di competenza, ossia viabilità, edilizia scolastica, ambiente e trasporti. Noi parliamo di trasporti, ci spostiamo nella piana di Gioia Tauro, dove il treno veloce di Trenitalia raddoppia il servizio. Un'altra piccola conquista per la piana di Gioia Tauro e non solo: il treno veloce di Trenitalia, la Freccia d'Argento, raddoppia il servizio nella cittadina con ulteriori passaggi, un successo non solo per il territorio pianigiano ma anche per quello della Locride, visto che gli abitanti di quell'area per arrivare nelle grandi città del sud, del centro, del nord come Roma, Napoli, Firenze con le ferrovie devono arrivare a Rosarno, tappa fissa è la stazione della piana, vista la mancanza di un'arteria ferroviaria moderna e efficiente in tutta la fascia ionica calabrese, da Reggio alla provincia di Cosenza. L'arretratezza infrastrutturale in cui è stata lasciata quell'area è nota a tutti, non solo ferroviaria ad unico binario, ma anche una 106 che è diventata un caso nazionale, infiniti lavori di ristrutturazione e infiniti incidenti mortali. Quindi passaggio in più di un treno veloce che non scorre su una linea ad alta velocità, in quanto la linea veloce si ferma a Salerno, non è che una amara consolazione, ma la notizia è giusto che sia importante e viene entusiasticamente esaltata dal sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. La nostra città, afferma il primo cittadino, sta finalmente riconquistando il ruolo di centralità che posizione geografica, storia e prospettive di sviluppo impongono. Dopo l'istituzione dallo scorso 11 giugno di una fermata della Freccia d'Argento a Rosarno, dice ancora il primo cittadino, Trenitalia ha raddoppiato il servizio prevedendo un'altra coppia di treni veloci che farà tappa nella
nostra stazione. Si tratta di un risultato di fondamentale importanza per i cittadini della Piana e della zona ionica. La scelta aziendale di Trenitalia dimostra che la battaglia iniziata lo scorso anno da sindaci e sindacati non era spinta da logiche campanilistiche, bensì da un'esigenza reale di un intero comprensorio che da troppo tempo era abbandonato a se stesso. E adesso invece a Nicotera, dove è stato inaugurato il centro per il trattamento di disturbi dello spettro autistico. Inaugurato nella struttura sanitaria di Nicotera il centro diurno specializzato per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico. In Italia sono circa 400.000 gli affetti dai disturbi dello spettro autistico, molti dei quali bambini. Contro l'autismo non c'è ancora una cura definitiva e molti lati della patologia restano oscuri. Il centro di Nicotera, di cui è coordinatore il neuropsichiatra infantile Bruno Risoleo, è l'unico centro in Calabria che vede coinvolti nella gestione il pubblico e il privato e il cui modello organizzativo ha suscitato l'interesse dell'Istituto Superiore di Sanità. Il progetto sarà gestito dall'associazione Prometeo Onlus. L'autismo purtroppo è un disturbo particolarmente invalidante. Abbiamo sicuramente un aumento dell'incidenza di tale patologia e determina nelle famiglie un carico assistenziale importantissimo, per cui dobbiamo sempre tenere ben presente l'importanza di aiutare le famiglie nel portare questo carico proprio assistenziale e dobbiamo erogare delle prestazioni appropriate in favore dei soggetti autistici, perché in passato si erogavano prestazioni inappropriate. Invece attualmente ci sono delle linee guida ministeriali dell'Istituto Superiore di Sanità che ci indicano la strada da seguire e quindi i modelli da applicare che hanno ovviamente una validità scientifica e noi seguiamo questi modelli e applichiamo questi modelli. Il piano attuativo del progetto prevede 2 accessi settimanali di 4 ore con un trattamento di tipo intensivo e individualizzato ed il coinvolgimento diretto dell'Associazione Nazionale dei Genitori Autistici di Vibo Valentia e della scuola. Questa collaborazione non è stata sempre facilitata. Il fatto che a Vibo ci siamo riusciti in questo progetto proprio di collaborazione, come dicevo, pubblico-privato, dimostra che tutto si può fare e si può fare anche nei territori difficili come il nostro. Oggi è il primo passo, perché nella rete territoriale Vibo è destinata ad avere dei posti letto per i bambini autistici, 12 posti letto di residenzialità e 10 posti di semiresidenzialità. Quindi io sto pensando che Nicotera si possa specializzare in questo campo e diventare centro addirittura di interesse regionale in questa materia, per questa malattia. Adesso i nostri 100 secondi con gli altri fatti di cronaca. Incidente mortale nella notte a Bisignano nel Cosentino, a perdere la vita un giovane di 17 anni. Il ragazzo era alla guida di uno scooter che si è scontrato con un'auto, caduto sull'asfalto. Il 17enne è morto sul colpo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. Trentenne accoltellato durante una lite a Petilia Policastro, l'uomo ferito ad una gamba con un'arma da taglio è stato trasportato all'ospedale di Crotone. Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire al responsabile dell'accoltellamento e per ricostruire il movente della lite. Operazione Insurance, chiusura delle indagini per 226 indagati, tra loro medici e professionisti, accusati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe e alle assicurazioni. Tra gli indagati anche un ex ufficiale della Guardia di Finanza. L'operazione scattò nel giugno del 2016 tra il Reggino e il Cosentino. Sarebbe un disoccupato 33enne, l'autore della rapina avvenuta il 16 ottobre scorso ai danni di una tabaccheria a Crotone. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di ricostruire i fatti e di risalire al presunto autore, che adesso deve rispondere di furto aggravato e rapina impropria.
canile non a norma a Mendicino, avviso di conclusione delle indagini notificata ad 8 persone dai carabinieri forestali del nucleo investigativo Polizia Ambientale di Cosenza. L'indagine disposta dalla procura del capoluogo. Nella struttura erano custoditi 700 cani su un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico. Si è insediato questa mattina il nuovo comandante dei Carabinieri di Cosenza, il tenente colonnello Piero Sutera, che subentra al colonnello Ottaviani. Vediamo. E il tenente colonnello Piero Sutera è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza. Sutera ha salutato il comandante uscente, il colonnello Fabio Ottaviani, destinato ad un incarico interforze a Roma. Ragusano, 44 anni, il colonnello Sutera proviene da un comando nel Palermitano ed è per la prima volta destinato in Calabria. Ha parlato subito di sicurezza partecipata e di vicinanza dell'arma alla popolazione. Un modello di sicurezza partecipata che abbia delle grandi aperture alle istituzioni locali, alle associazioni di categoria, ma soprattutto ai cittadini. Il mio lavoro, sin da subito, sarà di indirizzare ogni risorsa con grande passione per cercare di consolidare quel credito di fiducia che le popolazioni da sempre in questi territori accordano all'Arma dei Carabinieri. Sono due le direttrici secondo le quali si muoveranno i carabinieri nei prossimi anni. La prima, cercare di verificare la possibilità di ulteriormente ottimizzare le attività di controllo del territorio, i servizi preventivi in genere, nel tentativo sostanzialmente di poter offrire alla cittadinanza interventi che siano sempre più tempestivi, efficaci, concreti. La seconda direttrice è sicuramente il rafforzamento della collaborazione che già esiste con le altre componenti della sicurezza, prefettura, magistratura, altre forze di polizia, a cui siamo legati da una piena unità di intenti. Infine una richiesta diretta alla cittadinanza. Una ampia apertura alle forze di polizia, ai carabinieri, con una collaborazione che sia il più possibile attiva, partecipata, propositiva. Chiedo di guardare i carabinieri con fiducia come fino adesso è stato fatto, perché i carabinieri sono e saranno in ogni comune di questa provincia costruttori di legalità. Guadagnare salute attraverso gli stili di vita, l'amministrazione comunale di Cosenza lancia un progetto sui disturbi alimentari tra gli studenti adolescenti. Sentiamo. Il progetto di Cosenza Città della Salute va sempre meglio delineandosi. Come naturale prosecuzione della 3 giorni del Salus Fest, l'amministrazione comunale, su iniziativa del settore educazione e su proposta della Presidente della Commissione Sanità, Maria Teresa De Marco, presenta un progetto di prevenzione dei disturbi alimentari che coinvolgerà le terze classi delle scuole medie inferiori di Cosenza. Accentuiamo e poniamo l'attenzione proprio sul tema della prevenzione, che è il tema principale che è uscito fuori da questa manifestazione del Salus Fest. I disordini alimentari ci hanno particolarmente interessati e indotti ad intervenire con questo progetto, perché i comuni non possono intervenire in maniera operativa nell'ambito della sanità, ma possono intervenire, e interverremo, con questi progetti di tipo preventivo che affrontano tematiche estremamente importanti e che toccano direttamente le famiglie, perché i disordini alimentari, l'obesità infantile è ormai un'emergenza. I ragazzi a rischio saranno seguiti ed aiutati a gestire le loro emozioni, che poi scatenano i disturbi alimentari. Oggi il sindaco ci ha dato la possibilità di fare una ricerca applicata nelle scuole per individuare i fattori di rischio, che noi sappiamo già quali sono, tipo il perfezionismo, la bassa autostima, le abitudini alimentari distorte. Quindi noi vogliamo fare prima questo screening sui fattori di rischio, seguire un campione di ragazzi con un esordio di disturbi alimentari e seguirli nell'arco del tempo. Ma lo studio va ben oltre il semplice screening. Uno studio non solo osservazionale, quindi non soltanto evidenziare con la somministrazione di screening quanti ragazzi si presentano obesi e nel contempo anche con disturbi della condotta alimentare, ma soprattutto prenderli in cura e cominciare a seguirli per tutto l'anno scolastico, dando poi in consegna un report alla scuola e quindi anche uno strumento che possa essere utilizzato come prevenzione.
Il calcio adesso, partita incredibile fra Trapani e Catanzaro, gara che ha chiuso il turno della Serie C. Vediamo come è andata nel servizio di Anna Franchino. Pareggia e rimonta il Catanzaro che nel posticipo della 10ª giornata prima soffre il Trapani, va sotto di 3 reti nel primo tempo e poi nella ripresa riequilibra il risultato tornando a casa con un punticino che fa morale. I giallorossi dopo un inizio horror sembrano alle corde, subiscono 3 reti pesanti da parte dei padroni di casa che vanno in gol con Reginaldo prima, Bastoni tira fuori un Eurogol dai 30 metri e firma il raddoppio, mentre Maracchi chiude definitivamente il primo parziale in favore dei siciliani. Poi nella ripresa la musica cambia e i giallorossi con le unghie e con i denti cercano disperatamente di rimettersi in gioco e ci riescono grazie ai gol di Zanini, Infantino e Onescu che mandano in tilt la squadra di Calori e riportano in auge la formazione di Dionigi che ora guarda con più fiducia al proseguo della stagione. È una partita particolare da dare un'analisi, però sono contento perché penso che questa squadra qua, parlo della mia, con tutto rispetto per il Trapani che è una squadra di un'altra categoria, cioè parlo come uomini, come giocatori, però avevamo bisogno di un risultato fatto in questo modo. Io a loro a fine primo tempo ho detto che paradossalmente volevo difendere il 3-0, capite quello che vi voglio dire? Non è stata una provocazione che io ho fatto a loro, avevo detto di non sbragare, di difendere il 3-0 dando 2 indicazioni tattiche e gli ho detto che comunque sarebbe stata una partita che ci avrebbe aiutato anche in negativo. Poi questa cosa qui naturalmente in loro è scattato un qualcosa di diverso, perché deve scattare ed era quello che volevo provocare in loro. E adesso il meteo, vediamo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Nelle prossime ore saremo ancora interessati da correnti di tramontana, causa di locale instabilità e di clima fresco. Diamo quindi uno sguardo alle mappe in dettaglio. Domani generalmente poco nuvoloso, salvo qualche nube in più sui versanti ionici della Sila, Crotonese, Serre d'Aspromonte. In queste zone possibilità ancora di qualche piovasco. Temperature sotto media. Andiamo ad analizzare ora invece il comportamento di mari e venti. Domani mari molto mossi o agitati, con venti moderati o forti da quadranti settentrionali. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare il sito www.meteoincalabria.it. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci, buona serata.